sebbene abbia una cosa, no, aspetta. Oh, ascolta, io ne approfitto per andare a raccogliere. Buona suerte, oggi perdiamo un po'. Sono anelli e noi si Non l'abbiamo. Sì, lo fanno lì. Parata. Ma io non la Cosa hai comprato? lo sai dove la fanno? Panate Dove di sono le... Chiese. Non è lontano. La pasta è buona, il ripieno è quello di oste. La fanno in piazza? No, la piazza si deve svuotare. Ah, quindi dobbiamo andare fuori da qua. Dov'è che la fanno? Qua? Non ho capito. Non ho capito. Voi dovete allontanarvi da qui, voglio andare tutti dentro il campo. Ah, di là. Allora il cavallo dopo. E tu che io ho visto che c'è gente già. Utile come un... Siamo nel 1347. Sono anni molto... Pronto? Sono anni molto caldi per la Sardegna. Pensate che da ormai 24 anni la Sardegna è interessata da un evento molto importante, ovvero l'arrivo dei militi dell'esercito della Corona d'Aragona, che hanno ricevuto niente meno che dal Papa Bonifacio VIII il 4 aprile 1297 l'esortazione a conquistare la Sardegna. Avere il permesso del Papa voleva dire poter legalmente impossessarsi di una terra. In Sardegna c'erano già delle signorie che si occupavano dell'amministrazione del territorio. Rimaneva uno dei 4 giudicati, che era il giudicato d'Arborea. Il microfono di parte. Vabbè, qualcuno sentirà, qualcuno no. Nel nord della Sardegna, dove ci troviamo oggi, avevano la propria signoria, la famiglia dei Doria, che già dalla metà del 1100, grazie a importanti trattati economici, riuscì ad insinuarsi nell'antico giudicato di Torres, un po' tra i letti della famiglia reale, un pochino sfruttando la propria potenza, avendo Genova dietro, e allora poterono conquistare il nord della Sardegna. Quando nel 1147 avvenne questa battaglia, i Doria si erano ribellati alla presenza della Corona d'Aragona. Una macchina d'assedio già montata a fianco ad un piccolo cantiere. Siamo un pochino in una piazzetta di un mercato, diciamo così, all'esterno della Bastida. Ed ecco che sta arrivando una figura che, come sentite, è abbastanza contestata. Si tratta niente meno che dell'esattore delle tasse catalane. Più che 2 soldini, tra l'altro, sarebbero serviti 2 alfonsini. L'alfonso è una moneta d'argento. Presenti! Mettetevi in riga e venite a dare il vostro obolo. Ancora, in riga, in fila! Ora! Mettetevi in fila, in riga! Alcune venire di un passare! L'ultima Cassazione! E se torna il nome! Hanno provato di musichire! Oppure la devo manicare! E ti strosa per una cappelle! E non una isola! Cosa sta dicendo questo caprone? Le solite ragazze che non hanno più di che dare da mangiare ai loro figli.
versare un altro tributo soltanto 10 anni fa, 10 giorni, per svolgere la legge di questo popolo. Oh, non ti ragai! Guarda come fanno che ti difendono da Ballarelli! Sono soldato nostro, ordina a cittadina e lo stesso! Bel coraggio! Assumate quando mi fisso doppia! Andavo a lavorare da terra, sa! Testa di nuovo! Uso da un tempo! Dice che i nostri soldati stanno e che le campagne sono insicure perché i nostri soldati scappano davanti ai bambini. Guarda come parli, Guardate come parlate! Senti! La situazione si sta avvicinando. La popolazione locale ormai non tollera la presenza di questa guarnigione che richiede enormi sacrifici. sta insultando il nostro re. Ed ecco che nel frattempo c'è un'incursione di alcuni uomini armati che si affrontano contro l'esattore delle sue guardie. Andiamoli via! Con l'appoggio della popolazione e la presenza di questi uomini armati, come vedete, l'esattore è stato trascinato via. E nel frattempo, come potete vedere, entra un esercito. Cominciamo a vedere anche quelle che sono le araldiche che avrebbero contraddistinto questo scontro. Quest'aquila nera che vedete campeggiare in questo stendardo giallo e bianco, questo era una delle araldiche dei Doria. Sulle torri invece vedete altre due araldiche, i pali catalani, ossia quella bandiera gialla, 4 pali rossi, e lo scontro che arriva in Sardegna proprio con i catalani. Diventerà solo in seguito la bandiera dei sardi. In quel momento pensate che era una delle araldiche della Casa d'Aragona. Uomini, siamo qui sulla nostra terra, siamo qui per rivendicare un nostro diritto. Riguardo a quelli che avete preso adesso, che siano interrogati, voglio sapere chi è il comandante. Quanti sono? Quanti vi veniranno? E se non vogliono tornare, torturateli pure! A San Giorgio! A San Giorgio! Doria! In alto nel bagno! In alto nel bagno! Arrivano le truppe e caricano ordini per quello che parrebbe essere già da subito uno scontro. Come però era abbastanza normale, prima di arrivare ad uno scontro sarebbe stato abbastanza importante evitare inutili spargimenti di sangue. Una battaglia era un fenomeno costosissimo sia in vite che in denaro. Ma vediamo adesso cosa accade. Come vedete, le schiere di Doria appaiono comunque pronte. Portano, come vedete, quei pannelli, dei mantelletti, ossia degli scudi, delle grandi protezioni che servivano a proteggere le fila dalle file del nemico. Ma vedete che ci sono anche delle scale per terra. Tutto farebbe pensare che queste fragili mura della bastida potrebbero essere assaltate grazie anche all'ausilio di questi mezzi. Nel frattempo che le truppe si preparano, potete vedere che ci sono vari livelli di difesa. Non tutti potevano infatti permettersi una importante armatura in metallo che coprisse, come ormai era in uso dalla metà del 300, già dei primi 300, praticamente tutte le parti del corpo. La maggior parte degli elementi che avete Non si vede nessuno, soltanto questi 4 armigeri. Alto respetto! Alto respetto! alto respetto,
alto repetto in molto in latino vuol dire più in alto il petto, ossia più in alto il cuore. In questo modo i Doria raccolgono le loro forze, si incitano, ed ecco che nel frattempo una sortita dei militi catalani dalla Bastida. Vediamo cosa accadrà in questo momento. A morte i catalani! A morte! Il comandante dei Doria ha chiesto ai catalani di ritirarsi immediatamente dalla Bastida. Omnia deditis vostris calcatibus Aragonia Rex illustrissimus nobilissimus Rei d'Aragò. Pertanto non cederemo di un passo un briciolo di territorio che appartiene al mio re, al mio sovrano, il Montant Re d'Aragò. Al Montant Re d'Aragò, ecco invece il motto dei catalani. Come avete potuto sentire, i due comandanti di famiglie nobili, ed avendo avuto una particolare formazione, hanno parlato in latino. E continuerò ancora a parlare in latino. Sistemitici, hic ut dominus imperare, sangue, pestro et corpo, perax, per corpus domini. Se pensate di restare qui come padroni, sappiate che questo vi costerà sangue e carne per il corpo di Dio. E pensate che questa frase è una frase che venne realmente detta a degli emissari catalani che si stavano avvicinando alla rocca di Monteleone Roccadoria, che appunto apparteneva ai Doria. Io invece parlerò della vita di questa gente, in modo che tutti capiscano. Ogni briciolo di terra che voi calpestate, come ho detto prima, appartengono al mio signore, il Montant Re d'Aragò, e non ci fate paura con le vostre minacce. Pertanto io vi chiedo di allontanarvi e tornarsene in pace alle vostre abitazioni. Prima di mettere mano alle armi, voglio sentire cosa ne pensa la madre di questa chiesa, che vedo già sugli spalti. Vediamo se con l'intercessione qualcosa potrebbe cambiare. Era il tempo vescovo di San Pietro della città di Sorres, Benedetto, che era un domenicano e che era in stretto contatto con Clemente VI, Papa in Avignone, che presto mandò altri del suo ordine proprio per rinforzare la sua presenza qui a Sorres. Vedremo adesso se l'intervento del prelato potrà avere qualche influenza nello svolgimento dei fatti. In nomine Domini nostri Jesus Christi, io, benedetto vescovo di questa città, imploro la pace. Si compia il salmo che dice: qua egli ha spezzato le frecce dell'arco, lo scudo, la spada e le armi da guerra. Valenti capitani, il vostro sangue nobile, per grazia di Dio, non isoli i soldi di questa terra, già provata dallo braccio di 1000 battaglie. Prego con le parole dell'Apostolo. La pace di Dio, che sovrasta ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti. Col vigore che era tipico dell'ordo predicatorum, cioè i domenicani, che erano appunto, che esistevano proprio per predicare, per portare la parola di Dio, ecco che il vescovo ha esortato i due comandanti e le truppe a trovare un accordo e a evitare che questa città, già attraversata da fenomeni bellici e da carestie, il 300 è stato un secolo terribile, venga sconvolta da un altro evento tragico. Apprezzo con tutto il cuore e parlo anche invece del mio sovrano, Montant Re d'Aragò, e apprezzo molto di porre fine alla contesa in pace e quiete, ma io non posso disobbedire agli ordini del mio sovrano. Pertanto io sono costretto a difendere con le unghie e con i denti ogni briciolo di terra che gli appartiene. Quindi lascerò parlare le armi.
Fate, io ti conosco, sai che altre volte sei intervenuto per mettere a posto tante brutte situazioni, ma in questo caso anche noi non possiamo accettare la tua richiesta. È troppo grave l'offesa che queste persone, soltanto esistendo e calpestando queste terre, ci recano, e quindi soltanto la spada sarà la nostra condizione. E così sia! Il Regno di Sardegna era uno Stato. I Doria cercavano di costruire un loro Stato nel nord dell'isola da secoli. E come avete sentito è proprio la ragione di Stato per entrambi gli schieramenti ad aver prevalso, in quanto abbastanza complessa da realizzare. Vedremo oggi però non solamente armi bianche, cioè quelle armi che non usano la polvere da sparo, ma anche armi che, al contrario, creano un'esplosione. E le armi da fuoco sono testimoniate per la prima volta in Sardegna all'inizio del 300, proprio quando una guarnigione, un uccello catalano in mare riesce a saltarne uno francese e a trovare appunto delle armi da fuoco che poi porterà al porto di Cagliari. Abbiamo voluto tramite questa, diciamo così, questa nota storica provare a vedere se le armi da fuoco, benché ancora rudimentali, potessero avere la loro parte qui alla Bastida di Sorres. Artiglieri, comandante, pronti al fuoco! Artiglieri, pronti, fuoco! Fuoco! E non paria, dai. Come vedete non erano armi automatiche come si insomma provare a provocare l'avversario con questi colpi. Dietro di loro, come vi dicevo, vedete fanti più leggeri e fanti più pesanti. Non tutti potevano permettersi un'armatura. Il ferro, che oggi noi reputiamo un metallo abbastanza comune, era abbastanza difficile da trovare e lavorare. Tuttavia il 300 è un secolo in cui le armature cambiano parecchio e quindi il ferro piano piano comincerà a coprire i corpi dei più nobili, dei più ricchi. Ecco la sella di frecce che piove sull'esercito di Doria. Nonostante le frecce, l'esercito di Doria procede, coperto di mantelletti. Le frecce potevano essere abbastanza letali se riuscivano a perforare le armature, soprattutto le frecce delle balestre, ossia le quadrelle. Per gli archi, anche gli archi erano abbastanza temibili. Come sapete, gli inglesi riuscirono a sterminare l'intera cavalleria francese nelle due celebri battaglie di Crécy e di Azincourt, sia nel XIV che nel XV secolo. Quindi bisognava stare ben attenti alle frecce. Un colpo ben mirato poteva raggiungere ad esempio il collo, una parte lievemente più scoperta, anche per un cavaliere, anche per un fante ben armato. La fanteria leggera era molto più esposta. Vediamo adesso i Doria che si avvicinano ancora sempre di più alla Bastida, alle mura della Bastida. Devono stare sempre più attenti perché i colpi sono sempre più precisi. Ecco che l'artiglieria continua ancora a provocare da una parte e dall'altra le fila dei nemici. Avanzate, avanzate, così Doria, ormai prossimi alle fortificazioni della Bastida di Sorres. Come vedete le frecce riescono ad entrare tra gli schieramenti anche se protetti. Ed ecco che le bolle sotto l'attacco nel frattempo che dell'esercito di Doria. Ecco come vedete le scale si poggiano nei muri e vedete che non sarà per niente facile, perché i difensori cercheranno di respingere questo assalto cercando di scaraventare gli uomini giù dalle mura. E
soprattutto cercando di buttare giù le scale. Dobbiamo immaginarci che le mura non erano direttamente esposte all'attacco, c'erano infatti tutta una serie di presidi, di dispositivi di difesa, da postati, punte, che potevano rendere la vita della salitoia abbastanza difficile. Sentite il clamore delle armi, delle spade, che potevano essere di vari tipi. Le spade potevano variare in grandezza, spade che venivano utilizzate con una mano, altre con una mano e mezza, la cosiddetta spada bastarda, spade anche due mani. Era molto importante anche lo scudo, che non era un'arma di sola difesa ma poteva diventare un'arma d'attacco. E non solo con le armi, anche senza armi, la lotta corpo a corpo a un certo punto poteva avere la sua importanza. I due, come vedete, si sono ritirati a breve. Come vedete il comandante si porta avanti cercando col suo esempio di motivare le sue truppe. Ed ecco il secondo assalto di Doria. Come vedete si prova con tutte le forze a salire per queste mura. Come vedete con ogni arma, con ogni dispositivo si prova ancora ad allontanare la difesa, gli attaccanti. Vediamo se questo assalto sarà quello risolutivo. Tuttavia pare vedere già qualcuno arretrare. Probabilmente le schiere dei catalani ben barricate all'interno della Bastida sono ancora abbastanza forti da reggere gli assalti. Stanno rinunciando anche al terzo assalto. Il comandante di Doria ha ordinato una ritirata. Le bocche da fuoco nel frattempo continuano ad intimorire gli schieramenti nemici da una parte e dall'altra. Alto repetto, evidentemente l'umore è ancora alto, evidentemente il comandante ancora prova ad allungare le truppe, alto repetto, più in alto il cuore, tradotto liberamente. E nel frattempo ecco l'esercito dei catalani che esce e si dispone di fronte alle mura. Questo momento appare diverso dagli altri, perché i catalani, come dicevo, hanno deciso di porsi di fronte a difesa delle loro mura. Nel frattempo, come vedete, gli armati ricontrollano le proprie armature. Può bastare che salti un piccolo gancio, un piccolo laccio e un colpo altrimenti non fatale può diventarlo. Alto repetto tra le truppe dei Doria, voltando il re d'Aragorn, quelle catalane, ed ecco che si precipitano all'assalto. È arrivato il momento della scherma, ma come vedete anche i lancieri vengono impiegati. Come vedete, uso spade, come vi dicevo prima, di varie lunghezze, lo scudo, degli scudi più piccoletti, anzi non sono propriamente degli scudi, si chiamano dei boccolieri, ossia delle piccole protezioni circolari, meno coprenti chiaramente di uno scudo, ma che permettono più agevolmente di muoversi in battaglia. Ormai allo stremo le truppe si posizionano. Ecco che ripartono di nuovo. Vi dicevo, lo scudo non è solamente un'arma di difesa, ma può essere anche di offesa. Il colpo ben assestato di scudo può infatti farti perdere l'equilibrio, può colpirti col taglio, col bordo.
che può essere abbastanza fastidioso. Ancora in linea, ancora qualcuno combatte sfondo, ma le truppe ricontrollano. Come vedete, qualcuno ha trasgredito gli ordini dei propri comandanti e ancora continua nello scontro. È difficile infatti nel fervore del combattimento riuscire a fermarsi, nonché riuscire a sentire gli ordini. I bacinetti che non permettono una grande visuale. Per non parlare tra l'altro della respirazione che diventa particolarmente affannosa. Immaginatevi in una giornata d'estate come oggi. Per San Giorgio ancora continuano, ci riprovano. Hanno capito di essere abbastanza in forze per tentare la Bastida a pochi metri. Forse basta un colpo, basta una mossa più per riuscire ad andare oltre ed impossessarsi della Bastida. Anche primi caduti. Forse questo potrà anche determinare un cambiamento. Ecco alla fine che i comandanti proveranno a parlare, a dirsi le ultime cose. Siamo ormai alla resa di conti. Tuttavia, riconosciamo il vostro valore, non vogliamo impedire su un nemico coraggioso. Perciò vi offro questo. La libera uscita dalla Bastida, la vita, e potete portare con voi le armi e le insegne. Ditemi cosa volete fare, deve essere una richiesta immediata. Scelta da parte vostra, e avete dimostrato il campo di battaglia. I miei uomini sono molti, vi comprendo signore, ma non siamo tutti sciocchi da capire che possiamo ancora vincere questa battaglia. Pertanto accetto la tua parola di cavaliere, che ci lascerete andare via liberi e in pace con le nostre cose, e io prometto di cederti la Bastida di Sole. Come avete sentito, La mia promessa è quella di tutti i miei uomini. Potete ritirarvi, sono voi. ecco quindi un patto salvacondotto tra le due truppe. Come avete sentito, i Doria hanno conquistato sul campo la Bastida, che diventa di nuovo proprietà dei Doria. La cittadina di Sorres, già appartenente alla famiglia dei genovesi, torna nelle loro mani. E questo evento sarà molto importante per l'immediato futuro della Sardegna. Avendo infatti Nelle loro mani i Doria potranno controllare il territorio. Un grande applauso a questi miei votatori che hanno suonato per noi oggi la salva Bastida di Sorres. Ecco.